Il mondo, quando ho detto di pagare il ticket 30 anni fa, adesso è diventato di attualità, mi scrissero da tutto il mondo perché tutte le televisioni si dissero ma sì, è giusto far pagare a Venezia. Mario Rigo si è spento a 90 anni. Era nato a Noale il 4 ottobre 1929. Queste sono le immagini della sua ultima intervista televisiva, rilasciata alla nostra emittente il 2 novembre nell'ambito di un'iniziativa per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, un'idea che aveva cominciato ad approfondire dagli anni 70. Con lui scompare una parte importante della vita politica e amministrativa veneziana del Novecento. L'impegno politico comincia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'iscrizione a Giustizia e Libertà, il movimento liberal-socialista fondato da esuli antifascisti a Parigi negli anni '20 e prosegue, sempre in area socialista, fino all'ingresso nel PSI nel 1959. Sono gli anni del primo centro-sinistra non solo in Italia ma anche a Venezia, in provincia e in comune. Nel 1970 Rigo è vice sindaco del democristiano Giorgio Longo. Nel 75 la svolta, Mario Rigo diventa sindaco, vice il comunista Gianni Pellicani. Per la città inizia un nuovo intenso periodo di rilancio anche culturale. Dall'87 al 2001 è stato senatore, deputato, quindi ancora senatore, anche con ruoli di spicco. Dell'84 è l'elezione al Parlamento europeo. Ma sono tanti gli incarichi ricoperti nel corso di una carriera intensissima che lo ha visto ai vertici della Comunità dei Porti Adriatici, della Biennale, del Teatro La Fenice, direttore di gabinetto del Senato. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre fino all'ultimo, quando abbandonata la carriera amministrativa ha proseguito ad arricchire il dibattito politico guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo.